3 punti per essere sicuri della post season, 3 punti per sperare ancora. Amici di Sportissili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al centro universitario sportivo di Palermo, CUS Palermo Monreale. Vediamo un po', infatti è così Provenzano, prova ad angolare, ma c'è D'Alessandro a levar via un nuovo cross, colpo di testa, il Monreale passa in vantaggio dopo gli sviluppi di questo calcio di punizione a 2. C'è stato il vantaggio del Monreale dopo appena 4 minuti di gioco. Ma tutto adesso verso il centro dell'area, si cerca un tap-in, esce lo Galbo, poi il tiro che va oltre la traversa, pallone lungo, poi il tiro da fuori, sfruttando il controbalzo, lo Galbo in calcio d'angolo dopo il tiro di Andrea Ilarda a fronteggiarsi con Panduzza, poi il rimpallo vincente, il passaggio dall'altro lato, passaggio di prima verso Ruffino, sinistro morbido, la respinta, non c'è pallone sulla linea, levato via, grossissima occasione per il CUS Palermo. Panduzza in mezzo a colpo di testa preso alla fine dallo Galbo. Lancio lungo a cercare Ilarda, il tiro di Ilarda e c'è la doppietta personale per Ilarda, 2-0 per il Monreale. Ferma tutto però il Monreale. Provenzano riceve molto bene, tenta il pallone calciato da fuori. Fischia adesso da parte dell'arbitro, pallone sulla traversa. Graziano, rimessa lunga, si continua, poi il tiro di Tarantino da fuori, pallone gira troppo in avanti verso terzo, la protezione voluta da Mistretta, terzo vince il duello verso il centro, ancora terza, fa fuori Mistretta, il tiro di terzo, gran gol su azione personale da parte di Gabriele Terzo, è entrato dalla panchina, 3-0 per il Monreale. Ma non basta per una sconfitta che si va a calcificare anche con questa avanzata di Terzo, calcia male all'ultimo, angola troppo il sinistro, aveva fatto tutto bene la corsa verso la porta. Ancora il Monreale in attacco, Andrea Tarantino angola sul fondo, la leggerezza di Calisti, infatti Andrea Tarantino va lungo la fascia di Spallino, ma c'è il triplice fischio da parte dell'arbitro, c'è la fine del match, la vittoria del Monreale sul campo del CUS Palermo, un colpo importante e in trasferta per 3-0.